compleanno. Ma sì. 30 anni. Ma Se qualcuno mi tocca. Vespo, con quella pronuncia lì sembri più un rumeno che il Papa. Ma il papà è morto quello lì comunque. Non è morto. Non è morto. Si è ritirato. Era stato riposseduto dal demonio. Beh, guarda che ripresa vintage. È per la sua. Hai visto l'effetto? Vai Vespo! Grande Vespo! Ma non... Scusa! Ma non ha detto un cazzo? Ricomincia da capo. Non ho detto niente. Dai, di qualcosa. Infatti, impegnati un po' di più. Erano quei favolosi anni 70. Adesso sei un uomo maturo, devi farci un discorso da uomo maturo. Maturo, guardalo lì. No, devi farci un discorso da uomo ubriaco. Che è più facile, ti metti in condizione. Potete farmi bere. No, fammi bere. Anche gli altri. Quelli là nella squadra. Quello lì per esempio. Dai, parti con sto cazzo di discorso. Ma niente, dai. Ascolta, facci sto cazzo di morale del 2013. Sape sparare bombetti il 24 maggio, che è molto bravo. E non guarda, non farla troppo lunga, dai. Ah sì, però è molto semplice. Dai. Ho cominciato a 13 anni a sparare le bombette in 24 anni. Mi sono bruciato la tuta. Sono andato a casa di mio padre, ho preso 2 o 3 o 4. Poi la vita è andata avanti, però alla fine le facce erano sempre quelle. Di merda. Le facce che giravano. Facce di merda. Una volta mi ricordo, ha protetto uno che gli rubava il pallone insultando la madre in oratorio. È diventato L'ho dovuta prendere anche per un pallone. Signora, lei è una puttana, lei. Cos'è che ha detto Base? Ma non sa che lei è una gran bella Fa signora, lei è una puttana. Adesso ho 30 anni, facevo qualcosa di più. Base. E vai Vespo! Base. Il bello. Signora, Sì, il bello è stato quello Zizzo che non è che gli ha detto Dio caro sei una troia. Gli fa signora mi scusi, lei è una puttana. Sì. Faccelo Vespo come se fosse quel giorno lì. Signora, lei è una puttana. Pezzo di merda. Io non lo conosco. So chi è, ma non lo conosco. Io avevo detto signora, lei è... Un po' di seguito. Dopo che te la c'entra. Adesso.